20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta su Antenna 3, la nostra trasmissione di approfondimento questa sera, come spesso abbiamo fatto ultimamente, torniamo ad approfondire un tema con questo titolo provocatorio, legittimamente indifesi, perché insomma di questo si sta parlando, si discute sul fronte nazionale, ne dibattono le forze politiche, c'è stata la manifestazione dei giorni scorsi che ha aperto uno squarcio forse ulteriore sui fronti del dibattito a Verona con la Lega Nord. Lo facciamo con Antonella Tocchetto del Partito Democratico, buonasera, ben trovata. Buonasera a voi. E Daniele Panico, collega di foro, diciamo, è avvocato anche lui, buonasera, ben trovato. Buonasera, buonasera. E tra l'altro in questi giorni, lo avrete visto e seguito anche nei nostri telegiornali di oggi, difende Massimo Zen, il ranger che è accusato di aver sparato e ucciso Manuel Maior a Barcon nei giorni scorsi. Prima di affrontare, forse più dal punto di vista legislativo, quello che possiamo dire da questo punto di vista, appunto, avvocato, la prima cosa che le volevo chiedere oggi, forse avrà avuto modo di seguire anche i nostri telegiornali, CREA, che segue invece la famiglia Maior, dice che l'esito dell'autopsia che si è svolta oggi darebbe ragione più a quella parte, cioè che quella non sarebbe neanche giustificabile come legittima difesa. Da voi cosa dite? Ma allora, noi sosteniamo una tesi completamente diversa. Immagino, certo. Quest'oggi non vi sono ancora degli esiti, l'autopsia è iniziata quest'oggi ma non è ancora conclusa, ci sono una serie di elementi da valutare e da studiare, approfondimenti, per cui ora ho sentito addirittura delle distanze, non si è ancora parlato di distanze, quindi di uno sparo partito da 10 metri piuttosto che da 30, per carità, se ci si vuole riportare a criteri di logica, ogni ipotesi è ricostruibile, ogni dinamica può essere ricostruita, noi invece ci riportiamo a quelli che sono i criteri della scienza e della tecnica, saranno i rilievi della polizia giudiziaria e dell'anatomopatologo a dirci che cosa è successo. Siamo fermamente tranquilli, sereni e sicuri della nostra posizione. Ripeto, i rilievi odierni nulla dicono sulla distanza da cui è partito il proiettile. Senta, avvocato, so che non possiamo entrare nel dettaglio, quindi è normale in questi casi. Il suo cliente è tornato al lavoro, quello che abbiamo letto, capito? Non so se è vero. Sì, come dicevo, non preferirei non entrare nel merito della vicenda, anche della vita di questa persona che è stata così sconvolta da un evento che ha portato poi delle conseguenze importanti, anche mediaticamente, insomma, influenti. Anche di quelle lettere arrivate, quelle minacce che sarebbero, almeno la famiglia Maior smentisce categoricamente. Ecco, noi auspichiamo che questa smentita, insomma, confidiamo in questa smentita, nel senso che è una situazione ovviamente difficile e delicata, non soltanto per il mio assistito ma anche per i suoi parenti, la sua famiglia, chi gli sta intorno. Confidiamo appunto nella possibilità di rimanere sereni. Zen avrà voglia, secondo lei, avvocato, è l'ultima cosa che le chiedo magari adesso su questo, di incontrare la stampa? Inevitabilmente è diventato un caso mediatico, inevitabilmente rischia anche di essere risucchiato nel dibattito della legittima difesa, pur essendo, lo dicevamo anche ieri sera col governatore Zaia, un tema completamente diverso, forse più legato alla sicurezza, no? Non alla legittima difesa prettamente in casa. Avrà voglia di raccontare la sua versione oltre che agli investigatori, come è giusto, agli inquirenti? Probabilmente sì, probabilmente arriverà il momento in cui il signor Zen sarà pronto a parlare, diciamo così. In questo momento però l'attenzione è tutta concentrata sulla sua vita, sulla sua vicenda e su quelli che sono gli esiti degli accertamenti penali, quindi delle indagini in corso. Tocchetto, è difficile commentare questa vicenda. Per come è andata, per la vita spezzata comunque di un 36enne, era un'azione comunque di
controllo del territorio da parte dei militari, cui si è inserito, almeno quello che ci ha dato sapere, appunto il Ranger. Ma allora, lei come la ricostruisce, come vede, che opinione si è fatta di tutto questo? Allora, vabbè, dal punto di vista legale ha ragione l'avvocato Panico, che ovviamente ci sono tutta una serie di questioni di tipo legale che quindi dovranno essere discusse. Il tema però è un tema che evidentemente, ed è chiaro, non solo interessa l'opinione pubblica, sono state distrutte comunque 2 vite, perché è distrutta anche la vita dell'assistito dell'avvocato, e dal punto di vista però politico è un dibattito che stiamo portando forse troppo avanti. Ricordiamo che già tempo fa c'era stata una grande mobilitazione con la raccolta delle firme, anch'io ho autenticato le proposte di legge, e quindi devo dire la verità che è partito addirittura dal gruppo che faceva capo al centro-sinistra, peraltro, quindi non è solo una battaglia del centrodestra, perché o della Lega, o certo. della Lega. C'è da dire una cosa, allora, l'uso delle armi è sempre una cosa molto pericolosa, e se dovesse essere universalmente usato non sarebbe un buon segnale. Dall'altro lato c'è una richiesta di sicurezza. Io non voglio qui difenderlo, però io penso che vanno veramente pesate le parole del giudice. Il giudice Mascolo probabilmente poi è stato un po' enfatizzato, però ha detto delle cose abbastanza chiare. C'è una situazione di non sicurezza nel territorio, molto spesso anch'io ho paura per i miei familiari. Poi ha usato l'utilizzo della pistola, che magari era un po' forte, proveniente anche da un giudice, però insomma ha riposto il problema attualissimo. Voglio essere chiara con i telespettatori. Questo governo non ha tempo di discutere questa legge, perché ha la legge elettorale da discutere, e non credo che si arriverà a fine mandato, cioè, lei con dice, la richiesta. No, non ce la farà a discutere della legittima difesa, perché i tempi sono strettissimi, nel senso che il prossimo anno si vota. C'è il problema della legge elettorale, c'è il problema di una finanziaria, e non perché questo sia un problema di secondo piano, anzi, però non credo sia nelle priorità dell'agenda governativa. Quindi è bene anche capire che sarà sicuramente un impegno della prossima legislatura, ma che in questa le cose rimarranno così. Se rimarranno così, anche noi amministratori siamo molto preoccupati di quello che sta succedendo, perché io ho seguito questo caso, anche perché come consigliere comunale ovviamente poi mi arrivano i feedback, e la gente era veramente arrabbiatissima con la persona che poi purtroppo ha perso la vita, perché sembra quasi che lui, siccome fa parte di un'etnia e uno zingaro, debba essere in qualche modo colpevolizzato. Quindi nella situazione di questo genere qua, le mail che ricevevo, i messaggi, erano quasi veramente a difesa di chi ha fatto l'omicidio piuttosto di chi ha lasciato la vita, perché appartiene a coloro che sono stati dei pregiudicati e che hanno avuto, diciamo così, dei problemi con la giustizia. È difficile quindi spiegare alla gente che intanto una persona ha perso la vita, che sicuramente anche chi ha sparato si è rovinato la vita, ma che un politico o la politica deve essere molto equilibrato. E allora non vorrei che le animosità portassero anche a una facilità nei giudizi e anche al voler essere tutti molto armati, perché abbiamo visto che tra l'altro lui lo faceva per lavoro, questo signore, e ha dovuto trovare, cioè si è trovato in una situazione di difficoltà. Pensiamo a quelli che l'arma non l'hanno mai vista e che mi dicono ci sia stato un 20% in più di iscrizione al poligono di tiro. Io sono molto terrorizzata, e forse a noi piccoli amministratori c'è anche il compito quello di cercare di indirizzare e di trovare una soluzione migliore per problemi complessi che non possono facilmente e con l'animo e con la pancia essere in qualche modo risolti. Questo avvocato la preoccupa? C'è una corsa all'armamento, come si dice, anche dei privati? Ma queste sono poi considerazioni sociali che esulano un po' dal mio ruolo, dal mio compito, dalla mia professione. Ovviamente una corsa all'armamento non è auspicabile in nessun paese, in nessuna società, perché poi vediamo dove. Ma credo che questi siano, ripeto, fenomeni sociali che abbiano delle cause a monte, che forse siano quelli i problemi veri da risolvere. Siamo realmente in una condizione di totale indifesa dal punto di vista legislativo? Non basta quello che c'è, quello che è previsto, ci vuole qualcosa di più? Ci può aiutare a spiegare anche da un punto di vista tecnico? Poi sentiamo Antonella Tocchetto su questo. Certo, una norma, come ben sappiamo, esiste, l'articolo 52 del Codice Penale, che scrimina chi agisce in condizioni di legittima difesa.
ci sono dei presupposti, degli elementi costituenti il reato, però particolari, che poi nella prassi, cioè nella pratica, è difficile rilevare. Teniamo conto che l'evento pericoloso, la minaccia che poi giustifica la difesa legittima, si verifica in frazioni di secondo, certo. E in quegli istanti il giudice dovrà riuscire a valutare se chi ha agito ha rispettato tutti i criteri previsti dalla normativa, che oltre al danno ingiusto, il pericolo imminente alla propria persona, prevede anche una proporzionalità tra l'offesa e la difesa. Esatto, se no c'è l'eccesso della legittima difesa. Esattamente. No? Cioè chi si difende deve agire in proporzione rispetto all'offesa. Lì ci sono tutti i problemi di sì, ma che intenzioni erano, chi mi ha assalito, che intenzioni aveva, che cosa voleva fare, era armato, non era armato, spesso queste situazioni avvengono a nottetempo, quindi una serie di corollari che ex post forse è anche facile rilevare se c'era legittima difesa, se c'è un eccesso colposo di legittima difesa o se eventualmente c'è un reato. Ma in quegli istanti, in quegli attimi, la situazione è davvero un attimo, la scelta è un attimo. A volte è difficile da ricostruire, no? Immagino. È molto difficile da ricostruire. Non si arriva a una definizione completa, vera, forse? Spesso rimangono sempre dei dubbi, certo, sull'effettiva dinamica, su come sono andati poi quei momenti. Quei buchi, ecco, possono essere colmati da una legge, secondo lei o no? Ma probabilmente è difficile, queste sono scelte politiche difficili da prendere. Ovviamente il limite più grande è questo vincolo della proporzionalità tra l'offesa e la difesa. È stata fatta un tentativo qualche anno fa inserendo un successivo comma dell'articolo 62 che prevede la cosiddetta legittima difesa armata. Nell'abitazione chi detiene legalmente un'arma la può utilizzare per difendere se stesso, i beni eccetera, a certe condizioni. E lì si è cercato di inserire una presunzione legislativa di proporzionalità tra l'offesa e la difesa. Chi reagisce armato legalmente in quelle condizioni, cioè nella propria abitazione, nel proprio negozio, ufficio, si presume una proporzionalità tra i due eventi. Non è facile. Oppure si sceglie chiunque entra in casa mia non è gradito, ho la possibilità, però a quel punto... Certo, per esempio l'Italia dei Valori, mi ricordo, aveva fatto una proposta di legge molto articolata, che sono tra le proposte di legge, insieme a quelle del centrodestra, dell'Italia dei Valori, anche del PD, che sono ferme in Parlamento, però anche la stessa Tabaccaia, mi pare, di Sanfior, sì, oltre a aver dismesso, dopo la quarta rapina, di aver dismesso l'attività, ha anche detto che comunque, certo, lei adesso si è armata e ha fatto il corso al poligono di tiro e vede come unica soluzione, non avendo avuto delle risposte politiche, l'unica soluzione è le armi, ed è questo che effettivamente a me fa molta paura. Su Treviso, ad esempio, possiamo dire che anche con l'accordo del vice sindaco Grigoletto è stata veramente molto tenuta in considerazione quella zona di Via Roma, dove ci sono stati parecchi furti, dove c'è spaccio di droga, e quindi per esempio lì la polizia è sempre presente. Devo però dire anche una cosa, ho parlato molto spesso con i vigili urbani e anche le forze dell'ordine, purtroppo non c'è anche tra di loro un ricambio generazionale, e quindi anche quando devono in qualche modo rincorrere anche un pregiudicato, certo, o comunque qualcuno che fa il furto, lo lamentano, no? Perché sono persone che hanno oltre i 50 anni e che molto spesso non hanno la forza del 25enne giovane carabiniere appena assunto, che riesce anche ad avere anche una forza fisica per contrastare a queste persone, e quindi c'è anche un problema di generazione delle forze dell'ordine che purtroppo è un po' troppo, diciamo così, avanti con gli anni, nel senso che bisognerebbe avere anche delle forze più giovani sia tra i vigili urbani e speriamo che da questo punto di vista vengano anche aperti i concorsi. Allora ci fermiamo per un minuto, poi continuiamo a discutere di legittima difesa con i due legali. Vi aspettiamo tra poco. Illegittimamente, anzi no, legittimamente indifesi è il titolo che abbiamo scelto questa sera per entrare nel dibattito degli ultimi tempi, e non solo, insomma, ma dalla viva voce di Antonella Tocchetto, esponente del Partito Democratico, abbiamo scoperto che di questa legge
non vedremo Sì, diciamo che novità su questo, sì. anzi non vedrà mai la luce un testo di questo tipo, perché il governo c'è per poco i prossimi mesi tempo, la legislatura è quasi alla fine, insomma si vota all'inizio del 2018, c'è la legge elettorale. Non vero in autunno? Non credo, insomma, penso che Matteo non Renzi... arriva un Gentiloni, stai sereno? No, perché allora intanto Gentiloni ha anche, devo dire la verità, dei buoni sondaggi a suo favore, e poi credo che Matteo Renzi, e lo ha anche dimostrato in questa campagna elettorale, abbia capito la lezione anche dopo il 4 dicembre e sia, diciamo così, molto più tranquillo, cauto, e stia anche preparando la squadra per poter vincere bene le elezioni, perché non è che corre solo il Partito Democratico, corrono anche il Movimento 5 Stelle che ha molta voglia di vincere, corre sicuramente il centrodestra, quindi insomma la battaglia non sarà sicuramente facile. Avvocato, torno, mi perdonerà ovviamente, sul caso del suo assistito, di Massimo Zen. Proprio perché oggi appunto sono iniziati questi esami autoptici, credo che avrete necessità, lo diceva anche lei prima, di attendere tutti gli esiti. Quali saranno adesso le prossime mosse da parte vostra? Ma noi confidiamo sicuramente nell'operato della magistratura. Gli accertamenti sono iniziati, sono scrupolosi, non lasciano nulla al caso, nulla di intentato, stanno cercando la verità di quello che è successo quella notte, quella mattina. Da canto nostro ovviamente noi non staremo a guardare, anche noi collaboreremo, la nostra disponibilità è stata già manifestata, collaboreremo in ogni modo, in ogni sede, con gli strumenti che la legge ci offre, per far sì che venga alla luce quel che è successo e che quelle che sono le parole poi del mio assistito, cioè di aver operato per difendersi, venga poi acclarato e che nessun dubbio possa poi residuare su questa vicenda. Non ci sono novità su quel colpo di pistola che lui dice di aver visto, quel bagliore? Non che noi ovviamente la difesa poi è l'ultima a sapere le cose, perché il segreto istruttorio vale soprattutto per la difesa, quindi lo scopriremo al termine delle indagini. Per ora no, che io sappia. Senta, non so se di questo può dirmi qualcosa. Lui è stato contattato, parlo del vigilante Massimo Zen, è stato contattato da una serie di associazioni, ho capito, ho letto, che si occupano anche dei temi legati alla legittima difesa, vero? Sì, sì. È vero, nel senso che ha avuto la solidarietà di molte persone, dai colleghi di lavoro a imprenditori e associazioni, anche in tutela della legittima difesa. Ovviamente è uno di questi casi in cui Massimo si ritrova, e quindi ha avuto la solidarietà anche di queste associazioni qua. Credo di fare una domanda agghiacciante. Qualche forza politica gli ha già chiesto di raccontare la sua vicenda in pubblico, non ho idea, in una manifestazione? Ovviamente perché è chiaro che, come puoi immaginare, le dicevo prima, la politica tira per la giacchetta magari in questi casi, no? Guardi, io i protagonisti loro malgrado di situazioni come queste. Questa è una domanda a cui non posso rispondere, bisognerebbe farla direttamente al mio assistito. Io mi limito a quelle che sono ovviamente le vicende, la vicenda processuale. Allora, Tocchetto, quindi abbiamo sentito prima dall'avvocato Panico anche quella che è l'attuale condizione di una legge che c'è. È un dibattito che stiamo creando nel paese perché è sempre colpa dei giornalisti, quindi abbiamo bisogno di enfatizzare le cose soltanto negative, perché c'è una recrudescenza della criminalità, perché i dati sulla percezione o dati reali sono comunque in crescita. Allora, ne abbiamo bisogno di quella legge lì? Allora, io penso che ne abbiamo bisogno, sicuramente l'articolo 52 va un po' più modernizzato. C'è da dire una cosa, che comunque è un tema molto sentito nel nostro territorio. Poi, diciamolo pure così, la sfortuna vuole che in questo territorio sono arrivati più rispetto ad altri territori gli immigrati che sono arrivati in numeri considerevoli, non ha trovato una cittadinanza preparata, per quanto noi cerchiamo di lavorare anche sulla questione dell'integrazione. Poi contestualmente, ma io non credo che sia certamente colpa degli immigrati, c'è stato un aumento dei furti, perché in qualche modo questo lo dobbiamo anche considerare. Poi ricordiamo anche che l'evento sanguinoso di Gorgo al Monticano è stato quello
quello che ha aperto le porte, perché da lì non si è più tornati indietro. La questione della legittima difesa, me lo ricordo bene, quando l'Italia dei Valori, proprio a seguito di quei fatti di Gorgo terribili, ha iniziato una battaglia sulla legittima difesa. Da lì poi purtroppo si sono create molte situazioni nelle quali i furti sono aumentati e quindi la popolazione ritiene che questo territorio non sia sicuro. Ad esempio a Treviso, l'ho detto prima, noi abbiamo aumentato le forze dell'ordine che gira, però nell'immaginario correttivo il problema principale quando si fanno i sondaggi anche dei partiti dicono la sicurezza, quindi la sicurezza è la cosa più importante, hanno addirittura paura a girare per le strade di Treviso e insomma non credo che di notte ci siano problemi assolutamente, anzi vi invito a girare quando ci saranno gli alpini, che si potrà girare veramente con i portafogli aperti. Ma detto questo, insomma, quei fatti hanno talmente segnato il nostro territorio in maniera veramente terribile, ricordiamo anche tutti i libri che sono stati fatti sul tema, che da lì non si è più tornati indietro e c'è stata anche l'esigenza di ricapire e di sapere come fare. Certo che la soluzione, ripeto, e lo voglio dire chiaramente, non è certa quello di armarsi, però anche la politica deve comunque colmare un vuoto, perché il vuoto di fatto c'è se la gente si sente meno sicura e se quando la violazione della propria abitazione è all'aggiunta del fatto che questi entrano e magari ti picchiano, insomma ci sono stati dei casi degli anziani negli ultimi mesi dove ci sono state queste situazioni, ricordiamo anche le due signore di via Marco Polo a Treviso, e certo che questo aumenta veramente la tensione e allora a quel punto è necessario forse anche trovare una soluzione legislativa che, ripeto, però non c'è tempo di fare in questa legislatura. Avvocato, dove guarderebbe? Cioè, verso quale paese, altro ordinamento? Si cita spesso la Svizzera è un paese in cui molti hanno un'arma eppure non ci sono eventi delittuosi come può accadere invece negli Stati Uniti. A cosa pensa? Chi magari su questo ha definito meglio? Ma è un modello a cui guardare. Io, sarà per i miei studi classici, sono molto legato all'ordinamento romano, quindi alle nostre leggi. Io sono tutti partiti dai nostri codici per poi sviluppare le loro personali, insomma, regole. Quindi io rimarrei sul nostro codice che funziona bene, io ritengo che le nostre leggi possano funzionare bene. Ovviamente, come diceva la collega, vi è necessità di un aggiornamento, lo è stato fatto qualche anno fa con l'estensione della legittima difesa nei luoghi abitativi, quindi legittima difesa armata nelle abitazioni, occorre forse rivedere ancora quella norma e migliorarla, ma senza prendere a modello altri ordinamenti, come altri paesi, come anche gli Stati Uniti d'America, dove c'è la disponibilità di armi, non ha portato, credo, ad un grande risultato. Non credo sia quella la strada corretta da percorrere. Noi siamo un paese all'avanguardia anche a livello giuridico, occorre secondo me semplicemente, come diceva, aggiornare anche le nostre norme e quindi dare delle risposte alla collettività, sfruttando e ampliando le potenzialità del nostro sistema. Sa cosa penso di interpretare, magari chi vi ha seguito, vi sta seguendo, e una delle cose che più fa rabbia, lo abbiamo raccontato anche ieri sera con un'aggressione in casa, è che immediatamente poi queste persone siano fuori nel giro di poco, però insomma è anche l'iter processuale che forse prevede questo, una decisione del giudice. Cosa si può rispondere a chi domanda? Ovviamente, ecco, allora, la mia esperienza professionale mi porta a dire questo: ogni vicenda è un caso a sé, quindi occorre, perché è facile poi valutare, giudicare, dopo pochi giorni sono liberi, occorre vedere la verità processuale, quindi in quel fascicolo quali sono gli elementi che sono confluiti e perché poi il giudice va a valutare in un certo modo piuttosto che in un altro. Quindi è solo conoscendo veramente la vicenda storica che si può poi capire se la legge funziona oppure no. Ecco, poi quelle sono scelte politiche, nel senso che io mi limito ad applicare le norme che ci sono. È vero che ci sono previsti degli istituti per poter attenuare e proporzionare il fatto alle varie esigenze cautelari, mi riferisco all'ipotesi degli arresti domiciliari piuttosto che la custodia cautelare in carcere, l'obbligo di presentazione quotidiana al PG, sono varie misure che graduano in risposta ad una esigenza obiettiva, concreta del singolo caso, della singola vicenda. Eppure li hanno arrestati e sono subito fuori, no? Questo ci sentiamo dire noi tutti i giorni. Sì, certo, allora anch'io ritengo, come dice il collega, che l'iter processuale è anche giusto, perché è giusto che ci sia anche una difesa chiara, quindi l'accusato e quello che invece appunto deve difendersi deve anche avere un codice che lo protegge.
Poi smentiamo anche il fatto, io ripeto non sono una penalista, però qualche volta sia per la pratica che in qualche rarissimo caso sono andata anch'io in carcere, diciamolo pure che il carcere non è che sia una passeggiata, cioè non è che si vive bene come si sente nei mass media, che molte persone credono che il carcere sia una cosa facile, tanto è vero che cos'è la cosa che viene più facile di tutti, che quando arrestano persone che non sono del nostro territorio, cioè che non sono italiani, la voglia è quella di dire che scontino nei loro territori. In Romania taglierebbero le mani, ma non credo che sia così. Comunque ritengo anche che il nostro carcere sia un carcere sicuramente duro e ripeto non è facile. C'è anche però tutta quella parte di riabilitazione che spesso magari non è facile attuare, perché anche il nostro sistema carcerario purtroppo sconta anche di non avere grandissima attenzione però diciamo da come descriveva, cioè, non è d'accordo con l'idea di far scontare le pene nei paesi di provenienza? Ma io sarebbe ripeto, anche intanto sì, da vabbè, una parte allora, la liberazione ci sono anche carceri. tanti costi a trasferire i detenuti sicuramente, poi bisogna vedere se le leggi lo consentono, perché i reati sono fatti nel territorio italiano e quindi ci sono tutta una serie di norme anche di diritto, diciamo così, internazionale, che non sono proprio così semplici. Ma io ripeto e voglio dire, e chiedo anche conferma all'avvocato che sicuramente frequenta le carceri facendo il penalista, che ripeto non è che le carceri siano un luogo idilliaco, non è che hanno la televisione, mangiano e non fanno niente tutto il giorno, cioè è comunque un momento di restrizione della libertà forte, e so che insomma per quanto ci siano carceri umane ci sono anche tante carceri disumane. Non credo che sia facile essere a Regina Coeli. Anche nelle nostre carceri c'è un aumento, c'è una presenza superiore alle possibilità che il nostro carcere di Santa Buona ha, per cui ripeto, scontare la pena, la privazione della libertà è comunque una forte punizione. Poi dopo capisco che se si viene aggrediti, se l'aggressore è uno straniero, è anche facile, aprire il dibattito e dire vadano nei loro paesi, sicuramente gli taglierebbero le mani, sicuramente ci sarebbe la legge del taglione. Non credo che sia proprio così. Che dice, avvocato? Ma partirei da un principio forse scontato che tutti sanno: la pena deve essere retributiva, ha diverse funzioni, fra queste la funzione retributiva, ma vi è anche la funzione rieducativa, come diceva la collega, ed è questo che si deve tendere. L'ordinamento dovrebbe tendere anche a rieducare il condannato. Sì, confermo, le carceri non sono un ambiente semplice in cui vivere, soprattutto per chi non è avvezzo, soprattutto per i giovani magari. Spesso sento, ho visto insomma situazioni peggiorate dopo un soggiorno in carcere, vite segnate, famiglie intere segnate da un'esperienza carceraria. Ovviamente tante soluzioni non vi sono, perché una pena deve essere anche data, c'è un principio di certezza della pena, per cui occorre transitare attraverso questa finestra, questo percorso, per poi giungere ad una situazione che si spera essere migliore. Non vedo altre soluzioni, francamente. Da un lato c'è un'esigenza di chi viene offeso da un reato e chiede giustizia, dall'altro la situazione di chi commette un reato, che ha sbagliato, dovrà pagare il giusto, perché questo è un altro tassello, un altro scalino importante. Chi sbaglia dovrà ovviamente pagare, per poi si spera essere riabilitato, rieducato e tornare in società, in collettività, quando è pronto. Faccio veramente l'ultima domanda, Panico, a lei. Forse tra le altre, ovviamente, oltre a quello che è successo, la cosa più complicata nella vicenda che ora la riguarda professionalmente sarà spiegare il perché Zan si sia inserito in un inseguimento di forze di polizia? Forse questo? Ecco, vede, già qui entriamo ovviamente nel merito della vicenda. Io non credo che sia andata così, come lei ha detto. E il tutto però dovrà essere poi accertato. Noi vogliamo lasciare che sia davvero la magistratura ad accertare tutto e a dire anche all'opinione pubblica perché un ragazzo di 36 anni è morto, che cosa è successo quella mattina e perché il signor Zan è estraneo a qualsiasi responsabilità penale. Che vuol dire che o era coinvolto, diciamo, nell'azione, intendiamoci, era stato coinvolto, o è successo qualcos'altro che ancora non sappiamo, quindi...
sono sicuro che insomma al termine delle indagini la situazione sarà chiara. Ecco, volevo ricordare una cosa, che anche il privato cittadino può operare un arresto di un malvivente a certe condizioni. Laddove c'è un reato in flagranza che rientra nell'articolo 380 del codice penale, se non ricordo male, il privato cittadino può intervenire con l'arresto in flagranza o in quasi flagranza di reato. Per cui è vero che il signor Zen ha una divisa, è vero che è una guardia giurata, però ci sono molte situazioni, anche legislativamente previste e normate, che vanno a scriminare quello che è successo. Non voglio, ripeto, entrare oltre... No, certo, questo lo rispettiamo, quindi se vedo un ladro agire posso arrestarlo, in quale maniera? Nel senso posso tenere fermo? Perché sai cosa è successo, no? Più volte. Le forze dell'ordine tenendolo fermo. Sforiamo come al solito, però che se trovo il ladro in casa e lo chiudo nel bagno perché lo sorprendo, mi viene magari contestato anche il sequestro di persone, è vero? No, perché... Beh, insomma, sì, però poi cade, immagino. Se blocco il ladro per chiamare le autorità, le forze di polizia dell'ordine che intervengano subito, ovviamente non c'è un sequestro di persona, ma in quel caso è un arresto. Sì, poi diciamo che i giudici sanno bene applicare la legge, anche la legge è abbastanza chiara, insomma non si può sempre estremizzare e anche questo, insomma, il sequestro di persone è una cosa molto particolare. Però, insomma, mi auguro che a breve con la nuova legislatura ci possa essere la legge e soprattutto che non ci sia la corsa alle armi private, perché il privato che spara è sempre un pericolo. Grazie a Antonella Tocchetto, così come all'avvocato Daniele Panico. A voi per averci seguito. Non dimenticate che adesso c'è il telegiornale del Veneto, quindi l'informazione continua e riprende anche domani mattina alle 6:30 con la rassegna stampa insieme a Fabio Fioravanzi e i suoi ospiti alla Voce del Mattino. Grazie, buona serata.